Questa volta tocca proprio al Veneto, meritatamente, sia ospitare le Olimpiadi che il percorso della Fiaccola con tutto il suo simbolismo che la sottende. Siamo preparati, 5 città di tappa, quindi con le cerimonie, con i palchi, con i discorsi, ma soprattutto con la popolazione, con le persone che possono vedere, toccare con mano quello che è il significato delle Olimpiadi, da quelli alti, profondi, eccetera, quello dei valori olimpici di cui tutti parliamo, ma che qui dovremmo vedere declinati proprio in pratica, e soprattutto noi dello sport ci aspettiamo una grande capacità organizzativa che dimostrerà il Veneto sicuramente, e una serie di risultati agonistici, ma soprattutto come responsabili e rappresentanti dello sport di base, quello educativo, formativo, una ricaduta sulla pratica sportiva, e che le Olimpiadi lasciano la voglia di fare sport a tutti i ragazzi e le ragazze del Veneto. È venuto in ufficio da me un signore anziano, si può dire, 91 anni, che quasi con le lacrime agli occhi mi diceva: non mi hanno preso a fare il tedoforo. Io ho detto: potevi fare la domanda l'aveva fatta. Mi ha mostrato tra l'altro la foto di se stesso 60 anni fa, abbondanti, tedoforo alle Olimpiadi di Roma, con la fiaccola. Mi ha portato la fiaccola stessa con ancora la cera colata della candela che c'era sopra, e mi sono permesso di segnalarlo, sperando che l'abbiano preso. Secondo me meritava questo riconoscimento, e spero che lo faccia.